Il progetto di ricerca è nato in seno al Museo Etnografico della provincia di Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Due le principali azioni messe in atto dalla provincia. La prima è una ricerca antropologica, con video e interviste a chi ha vissuto in prima persona la tempesta Vaia e ora conservate nell'archivio delle fonti orali del Museo Etnografico. La seconda con dei documentari realizzati dal regista Michele Trentini, tutti girati all'aperto sui luoghi della memoria. Uno di questi, Paesaggio fragile, è stato premiato a Luoghi dell'Anima, Italian Film Festival. Tra le varie iniziative realizzate dal Comune di Asiago, una rassegna estiva con un ricco programma dedicato a Vaia e Grande Guerra, con proiezioni di film e documentari, un concerto e diversi aperitivi con l'autore, oltre ai laboratori per bambini e disabili. Un'altra interessante iniziativa è stata la creazione di un itinerario istruttivo e coinvolgente attraverso la natura e la storia, con esperienze di realtà aumentata, pannelli didattici e un gioco interattivo. Un percorso per far rivivere all'escursionista gli eventi della Grande Guerra e consentire di esplorare i boschi colpiti dall'uragano del 2018. Il progetto Connessione delle Memorie ha voluto creare un luogo e un percorso che valorizzi e concorra alla rigenerazione delle località Valmaron e Marcesina, profondamente segnate dalla Prima Guerra Mondiale e dalla tempesta Vaia. L'itinerario tematico è un percorso ad anello di circa 7,5 km che parte e arriva dal centrofondo Enigo. All'inizio del percorso, il Pozzo della Memoria raccoglie pensieri, riflessioni e proposte che connettano questi due temi. Il Parco della Rimembranza di Feltre ha visto la quasi totalità dei suoi alberi abbattuti dall'evento Vaia. Due ricerche, una storica e una di taglio antropologico e sociologico, sono confluite in un volume distribuito tra le biblioteche della provincia di Belluno. Le vicende del parco sono state narrate anche da un videodocumentario, mentre è stata allestita una mostra con le opere degli studenti che hanno partecipato al concorso riservato alle scuole della provincia di Belluno. Alle scuole vincitrici è stata donata una fornitura di libri per ragazzi sulla Grande Guerra e sui temi dell'ecologia, del clima e della tutela ambientale. Al fine di sensibilizzare la popolazione del comune, sono stati organizzati diversi incontri a tema. Ricordiamo quelli con Ruggero Dalmolin, Fabio Ambrosini Bress, Giambattista Rigoni Stern, il climatologo Luca Mercalli. Eventi musicali e dei coinvolgenti laboratori per bambini. Sono state anche approntate delle tabelle tematiche in più luoghi del territorio comunale colpiti dal catastrofico fenomeno. Il percorso del ricordo fa parte del progetto Il Fronte di Vaia ed è un vero e proprio simbolo che desidera unire un rapporto inscindibile tra ambiente, storia e cultura che caratterizza il comune di Roana. Un itinerario ad anello della lunghezza di circa 6 km, dove si possono trovare 6 punti di interesse e di riflessione, allestiti con opere artistiche create interamente utilizzando il legno caduto a causa della tempesta Vaia. Lungo il tragitto si possono trovare anche delle sculture che permettono di sedersi e riflettere, per mantenere vivo il ricordo e per non dimenticare.
Una parte del progetto ha previsto la manutenzione di 2 sentieri che si sviluppano all'interno di uno dei maggiori campi di battaglia della Grande Guerra. La seconda parte progettuale ha voluto rivitalizzare e riqualificare i percorsi e organizzare una performance artistica al fine di implementare non solo la fruibilità, ma anche le sculture e le opere già presenti lungo il Bosco degli Eroi, create utilizzando anche il legname schiantato dall'evento Vaia presente lungo i sentieri. Inoltre è stata installata in prossimità del Monte Pertica un'opera del noto artista Valentino Moro, denominata Resurrection. Da Verona, da Alleghe e da Belluno, 3 dirette in streaming degli spettacoli teatrali realizzati sui territori colpiti dalla tempesta Vaia e in memoria delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale. Con protagonisti gli alberi. I 42 milioni di alberi abbattuti dalla tempesta Vaia. Sul palco, insieme agli attori, gli studenti che hanno seguito i laboratori del progetto, che ha avuto come oggetto il Vaia Cube, simbolo di speranza e di rinascita del bosco. Un progetto che riguarda la memoria di tutti noi e che attraverso i video degli spettacoli che resteranno sempre a disposizione può e vuole continuare ad essere un messaggio di pace. Con il progetto Montagna si è voluto favorire ed incentivare ancor di più la valorizzazione dei territori colpiti da Vaia, ponendo in essere una serie di iniziative a 360 gradi che si è concretizzata nell'organizzazione di convegni e seminari di studio e nell'avvio di un piano editoriale di grande impegno. Con l'apporto di storici, geografi, giuristi, politologi, sociologi e demografi e la collaborazione di associazioni e istituzioni di prossimità, la Fondazione è assiduamente impegnata ad analizzare, comunque sempre in una prospettiva multidisciplinare, l'universo montano nelle sue molteplici articolazioni. La Fondazione Angelini porta avanti azioni di divulgazione della ricerca scientifica tramite progetti che riguardano la tutela dell'ambiente e di chi vive e opera in montagna. La lettura degli eventi storici, come quello delle ferite al paesaggio del Bellunese nell'ultimo secolo, ci dà importanti insegnamenti su come trovare un equilibrio tra tutela ambientale e sviluppo economico. In particolare, il recente disastro provocato dalla tempesta Vaia è pari, per entità dei danni inferti, a quello causato dalla Grande Guerra. Cause e tempi dei 2 eventi sono ben diversi, ma riportano comunque a precise responsabilità dell'uomo. In memoria dei 100 anni che intercorrono tra la Grande Guerra e Vaia, l'associazione Monde et Vie, che promuove iniziative culturali per la montagna abitata, ha ambientato 2 itinerari nella poetica Val Pramper, in Val di Zoldo. Nell'ottobre 2020, dopo un'inattesa nevicata, si cammina a fianco degli artisti che si erano ispirati agli schianti di Vaia, realizzando disegni, sculture e installazioni. E si assiste allo spettacolo La leggenda del Sante, proposto dal gruppo teatro di Zoldo.
Nell'agosto 2021 si aggiungono nuove opere, mentre il gruppo teatro presenta una nuova performance dedicata in primis alle portatrici carniche. Nel corso del 2021 è stato possibile effettuare dei brevi laboratori per le 3 classi della scuola secondaria inferiore della Val di Zoldo, condotti dagli artisti protagonisti dei 2 eventi. Il progetto La montagna nel cuore e nella penna è costituito da 3 esperienze. Esperienza 1. Panorami ad infrarosso di Luca Nicolò Vascon. 9 panorami a infrarosso sono il risultato di uno sguardo spinto nel mondo invisibile, al di là di quello che l'occhio umano può cogliere. Esperienza 2. Disegni equirettangolari di Chiara Masiero Sgrinzatto. Una collezione di 9 schizzi panoramici apre la visione dell'altopiano di Asiago, delle Dolomiti e delle prealpi bellunesi sul piano. Le immagini si trasformano in ambienti 3D esplorabili, consentendo allo spazio di tornare ad essere reale nella dimensione immersiva. Esperienza 3. Serigrafie di 9 artisti. La collaborazione con la Serigrafia Fallani di Venezia ha permesso di selezionare 9 artisti di chiara fama per una residenza creativa nell'altopiano di Asiago, nelle Dolomiti e nelle Prealpi bellunesi, al fine di creare un proprio elaborato originale. L'altopiano dei 7 comuni è stato l'unico ambito del fronte italiano dove durante la Prima Guerra Mondiale si è combattuto dal primo all'ultimo giorno. L'obiettivo principale del progetto è stata la valorizzazione dei territori colpiti dall'evento Vaia, in memoria delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale. Attraverso un'attenta analisi di documentazione storica, affiancata da un'esplorazione del territorio, si è inteso identificare questi luoghi ancora nascosti che si possono scoprire percorrendo alcuni sentieri che attraversano le zone più significative della valle. A supporto delle esperienze sono stati inoltre realizzati un opuscolo informativo, locandine, opere d'arte, oltre a dei videoreportage. I percorsi delle tante escursioni organizzate, per grandi e piccoli, hanno voluto esplorare i luoghi più significativi della Val d'Assa e comprenderne meglio l'importanza storica, anche con spettacoli teatrali. Il progetto messo in atto dall'associazione Forte Maso ha visto la realizzazione di un concerto sullo spalto nella gola del forte ai piedi del Monte Pasubio. I musici di Santa Cecilia di Verona hanno eseguito il Requiem di Mozart. Una formula inedita in un ambiente naturale di grande effetto, dedicato alla musica e al Monte Sacro alla Patria. Con l'occasione è stata inaugurata una scultura in bronzo dedicata al milite ignoto, creata dall'artista gardenese Senoner, con alla base legno di pino sradicato dalla tempesta Vaia. Resterà per sempre sullo spalto del forte, a testimonianza dei catastrofici eventi legati tra loro da 100 anni di storia. Il Club Alpino Italiano, gruppo regionale del Veneto, ha sostenuto di concerto con la Regione Veneto lo sforzo della ricostruzione con le unioni montane e i singoli comuni montani, tramite il lavoro dei propri volontari impegnati in particolare nel ripristino della rete sentieristica e nella riapertura dei rifugi alpini in alta quota. Alla luce dell'esperienza maturata, ha voluto promuovere nel mondo della scuola una iniziativa di informazione e di sensibilizzazione.
Sono state promosse una esposizione fotografica itinerante, una serie di conferenze in tutto il Veneto e, a conclusione dell'iniziativa, è stata realizzata una corposa pubblicazione a completamento di quanto proposto. Oltre a ciò, è stata prodotta una raccolta di 70 itinerari sul territorio veneto, nelle stesse aree colpite dal disastroso evento di Vaia. La realizzazione del progetto è stata resa possibile dalla collaborazione della sezione CAI di Belluno con l'Associazione Amici delle Scuole in Rete, le Scuole in Rete e l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Il percorso di formazione, inizialmente rivolto ai docenti, è proseguito coinvolgendo gli studenti delle scuole medie e superiori. Gli interventi in classe sono stati attuati da Antonella Fornari e da Daniela Mangiola, che hanno anche guidato tutte le escursioni in Dolomiti, rese possibili grazie alla collaborazione degli accompagnatori della sezione CAI di Belluno. Tele Belluno ha ospitato infine il racconto delle relatrici. A conclusione è stato edito un opuscolo che raccoglie in maniera sintetica le lezioni e che presenta inoltre una guida alle escursioni. Per ognuna delle destinazioni raggiunte sono proposti il link dei filmati, che si offrono anche come possibili guide alle escursioni. Il progetto, interamente raccolto nel sito www.vocidellamemoria.it, ha coinvolto un'intera valle, la sua storia, la sua memoria, 4 generazioni, decine di ricercatori. Il progetto Confine è partito da un'analisi sui mutamenti intercorsi tra la Grande Guerra e la tempesta Vaia nella valle del Biois. L'anno 2021 è stato interamente dedicato a creare un video archivio della memoria e a renderlo fruibile. Una equipe di ricercatori composta da antropologi, storici e storici dell'arte, archivisti e studiosi di storia orale, oltre che da tecnici specializzati per le registrazioni, ha prodotto un archivio capillare con interviste fatte a una consistente rappresentanza dell'intera popolazione. L'intero percorso progettuale ha suscitato l'interesse e la motivazione degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Cadore Ecumenico Superiore. Il progetto si è articolato in 2 fasi parallele. In una sono state approfondite tematiche inerenti alla tempesta Vaia, al patrimonio boschivo, alle principali fasi del ciclo di produzione e di lavorazione del legno. Nell'altra si è proceduto con l'analisi di varie fonti storiografiche e ricerche sul campo. La fase conclusiva ha portato alla pubblicazione di un libro illustrato contenente 2 racconti collegati a Vaia, un approfondimento sulla risorsa legno, nonché la descrizione di alcuni percorsi storico-ambientali. Reborn, la montagna che rinasce. È un ampio progetto nato per raccontare un territorio ferito. I webinar di Reborn, 4 per gli studenti e 2 per tutti, sul volo in parapendio e sulla drammaturgia dei luoghi. I laboratori con le scuole superiori, attraverso apposite tecniche come ad esempio il World Café. Silent War e Silent Fly, 2 esperienze teatrali itineranti, una di terra e l'altra d'aria, accompagnate dalle drammaturgie sonore originali da ascoltare in cuffia. Virtual Silent Fly e Virtual Silent War, un tour virtuale e un video VR a 360 gradi. I cortometraggi di Reborn. My Mountain, My Culture. L'evento finale per presentare al pubblico i risultati e i prodotti innovativi realizzati attraverso il progetto Reborn.
progetto Riambientiamoci ha scelto il linguaggio artistico e culturale quale chiave di interpretazione e risposta alla devastazione. In Val Bisdende è stato ideato un edificio in legno dalle molteplici funzioni: memoria di quanto accaduto e principio di rigenerazione del bosco, di risonanza attraverso nuove attività che ripensino l'utilizzo del legno e le sue relazioni con la musica. Da qui il nome di Casa Armonica. Nel 2021 la realizzazione del Palco Vaia è stato il primo grande passo di apertura culturale di Piè della Costa. Un palco che nasce come specchio di un panorama naturale, in parte ferito e in parte salvato, che gli sta alle spalle. Rinascita di un luogo unico, di una valle sostenibile, di una montagna culturale. Le Dolomiti. Il progetto Anelli di Storia si è articolato in alcune proposte che hanno avuto come destinatari gli studenti di diverse fasce d'età, dalla scuola primaria alle superiori. All'interno del progetto sono state svolte uscite sui luoghi segnati dagli eventi, per imparare a leggerne i segni e le cicatrici, laboratori manuali e una mostra itinerante. Complessivamente sono stati accompagnati sui siti di Tonezza e di Monte Cengio circa 550 persone e hanno partecipato alle attività di laboratorio circa 2000 bambini e ragazzi. Oltre 1100 alunni hanno avuto la possibilità di conoscere gli eventi attraverso la mostra Anelli di Storia e hanno ricevuto un gadget in legno Vaia di forma particolare ed evocativa.